Alle regioni abbiamo già assicurato che, oltre alle risorse che sono state già stanziate nel passato, negli scorsi mesi, e altre verranno stanziate nel corso di questo periodo, anche per far venire, diciamo, per venire incontro ai mancati introiti che il trasporto pubblico locale ha avuto e avrà nel corso di questo periodo. Quindi noi Quindi abbiamo arriveranno fatto... altri soldi oltre i 200 milioni. Possiamo Ah, pensare? sì, ma lei sa bene perché ha seguito in diretta voi con la vostra trasmissione tutti i provvedimenti che il governo ha fatto a favore Mm. dell'economia, dal primo decreto a quello del mese di agosto. Adesso stiamo preparando già la legge di bilancio e diciamo, l'utilizzazione delle risorse del Recovery Fund. È chiaro che a favore del trasporto scolastico nella prossima legge di bilancio o anche in provvedimenti che potranno arrivare prima ci saranno ulteriori risorse per fare in modo di affrontare questa situazione in maniera efficace.